Get away. Get away. E no, non è Quarta Repubblica, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna, in accidentale sostituzione di Semivarin, che ritroverete poi la prossima settimana, e questa è l'edizione di oggi, venerdì 15 di maggio dell'anno del Signore 2026. Sono le 7:31 minuti e 15 secondi. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fedi, Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp a partire da ora, oppure 0292 94 7222 quando ve lo dirò io, e cioè dopo le 9. Facciamo il solito patto: dopo le 9 apriremo il telefono. Allora, bella gente, intanto buon lavoro al nostro Simone, il nostro pescatore di magiche onde. Avete ascoltato il disco Start, disco del 1976, Earth, Wind and Fire, Get Away, andiamocene via. Ci sarebbe da andare via. Uno che se ne sta per andare via tra non molto e tornare negli Stati Uniti d'America è Donald Trump, che sta concludendo la visita, la sua 2 giorni in Cina, e lui dice che è stata a great visit, terrific, fantastic, insomma è stato qualcosa di mai visto dai tempi in cui Richard Nixon incontrò Mao Zedong nel lontano 1972, quando aprì la Cina al mondo e il mondo alla Cina. Bene, allora cominciamo a dare anche un'occhiata ai temi di oggi. Sarà una rassegna stampa abbastanza densa, perché non mancano le sorprese. Quindi l'incontro Xi-Trump, il dramma alle Maldive, questi 5 sub che sono, ahimè, morti a 50 metri di profondità. Io mi limiterò ovviamente alla cronaca, perché è già partita la corsa ad accaparrarsi le foto sui profili Facebook e raccontare storie strappalacrime. Noi non faremo niente di tutto questo, almeno io queste cose non le faccio. Il Tempo, che ha questa inchiesta, la sta facendo da alcuni giorni, le mani cinesi prima nella politica e ora sull'economia del nostro paese. Il Papa, che è stato alla Sapienza 16 anni dopo quella indegna gazzarra che venne fatta dai professori dell'Università Romana, tra cui il premio Nobel Giorgio Parisi, ricordiamo pure questo, che non vollero una delle più grandi menti del XX secolo sotto il loro tetto. Poi ancora il nucleare, perché finalmente il nostro governo pronuncia chiara e forte questa bella parola che comincia perenne: noi abbiamo bisogno dell'energia atomica, e quindi si faranno tutti i passi, e si fanno già tutti i passi, per poter avere di nuovo reattori atomici in questo paese, per produrre corrente elettrica a manetta, abbassare le nostre bollette e soprattutto sviluppare il paese. Anche perché, lo dicevo ieri a Zoom, in questo paese c'è il progetto, Torino si è candidata per la Gigafactory dell'intelligenza artificiale. Per farla funzionare ci vogliono qualcosa come 1 gigawatt di potenza installata ogni anno, e noi al momento allochiamo soltanto 500 megawatt ogni anno di potenza installata per queste applicazioni così particolari. E di conseguenza dove la vai a produrre tutta sta corrente elettrica se non hai un bel bollitore atomico? Bella domanda. La Minetti, vicenda che sembra avviarsi a conclusione, perché la Procura di Milano ha detto: noi abbiamo fatto i nostri controlli, è tutto a posto. Le bandiere blu, Liguria e Calabria sugli scudi. E poi scusate, il derby Roma-Lazio, che è stato spostato di mezz'ora, ci sono voluti 4 giorni per poterlo spostare avanti di mezz'ora. E infine Kate Middleton, che se ne riparte dall'Italia sollevata, dicendo che le sarebbe piaciuto andare all'asilo
a Reggio Emilia. Cominciamo adesso dando un'occhiata alle agenzie, questa è l'ANSA. La visita in Cina, Trump conclusi i fantastici accordi commerciali con Xi, il presidente cinese. Dovremmo essere partner, non rivali. Secondo il capo della Casa Bianca, Pechino ha offerto di aiutare sull'Iran, non darà armi a Teheran perché conviene che non potrà mai dotarsi dell'atomica e che Hormuz vada riaperto. Ancora nell'atollo di Vavu, tragedia alle Maldive, 5 italiani morti in un'immersione. La sferzata di Draghi, siamo rimasti soli, l'Europa si svegli, lo dice nel recepire il premio Carlo Magno. Fine del lockdown sulla nave, i piani delle regioni sul virus, parliamo della hantavirus su questa nave che sta rientrando in Olanda. La principessa in Italia, Kate innamorata degli asili oasi tra tortelli e bambù. Il primo impegno, la visita nella scuola dell'infanzia Salvador Allende, poi in un centro di riciclaggio creativo. Regno Unito, terremoto nel Labour, Streeting chiama Starmer alla resa dei conti. Il ministro della Sanità si dimette, il premier lasci, ma da sinistra anche Burnham prepara la sfida. Ecco, è significativo notare che ieri sera il TG1 ha mandato l'inviata che di solito sta a Londra al seguito di Kate a Reggio Emilia. Tutto questo mentre l'Inghilterra sta ballando su una crisi parlamentare senza precedenti con quel bollito di Starmer. Vedete, siamo proprio alla scelta di priorità, no? Cos'è meglio, informare su un governo che cade oppure raccontare la bella fiaba della principessa? Non c'erano giornalisti in Italia in grado di farlo, evidentemente. Vabbè, lasciamo stare. La BBC, ecco, vi diamo gli aggiornamenti sul meeting tra Trump e Xi. Il presidente in questo momento sta incontrando appunto, il presidente americano sta incontrando l'autocrate cinese per quest'ultimo giro di colloqui e naturalmente Trump questa notte, ieri, insomma, stasera o meglio quest'oggi in Cina, stanotte in Italia, Trump aveva detto che Xi si era impegnato a non dare equipaggiamento militare all'Iran. Il presidente americano ha detto anche che la Cina vuole che lo stretto di Hormuz sia di nuovo aperto, che Pechino si è accordato per comprare petrolio dagli Stati Uniti d'America. E in particolare si ricorda che Xi ha sottolineato come le relazioni tra Stati Uniti e Cina siano le più importanti del pianeta. Trump ha detto che i colloqui sono stati estremamente positivi. La Casa Bianca poco prima aveva detto che commercio, petrolio e Iran erano tra gli argomenti discussi nel corso di un incontro ad alti livelli che è durato quasi 2 ore. In particolare, alle 7:25 la BBC ricorda che, come abbiamo detto prima, una delle cose da tenere d'occhio in quest'ultimo giro di colloqui è se il presidente Xi farà pressione su Trump sul tema di Taiwan. Ieri Xi aveva definito Taiwan il tema più importante nel rapporto Cina-Stati Uniti e aveva avvisato di potenziali conflitti con gli Stati Uniti su quest'isola ribelle. Ha anche aggiunto che l'indipendenza di Taiwan è fondamentalmente incompatibile con la pace nello stretto di Taiwan. Poco prima il ministro degli esteri di Taiwan aveva risposto dicendo che poco dopo, scusate, il ministro degli esteri di Taiwan aveva detto che Pechino è l'unico rischio alla pace e stabilità regionale e il ministro aveva anche aggiunto che Taiwan avrebbe continuato a cooperare con gli Stati Uniti d'America e con tutti gli altri paesi per garantire sicurezza regionale e prosperità. Né Trump né gli Stati Uniti hanno detto qualcosa in pubblico durante questo viaggio a proposito dei loro eventuali colloqui su Taiwan. Trump, durante questa passeggiata con i giornalisti al seguito della Casa Bianca a Zonganai, ha detto che queste sono le rose più belle che si siano mai viste al mondo, perché stavano facendo questo giro in questi giardini, e poi poco dopo ha detto, mentre andava verso la sala da tè per incontrare Xi, che Xi gli avrebbe dato delle rose da piantare nel giardino delle rose della Casa Bianca, quello che si trova fuori dallo studio ovale. Trump ha anche sottolineato
la possibilità di una visita di Xi il 24 settembre in America, e ha aggiunto: come il commercio è reciproco, così saranno anche reciproche le visite, e così la metteremo in campo e la terremo questa visita, e voi naturalmente resterete molto, molto colpiti, così come io sono molto colpito dalla Cina. Questa è la situazione. Tra l'altro Trump ha anche detto che lui e Xi hanno discusso dell'Iran e non vogliono che l'Iran si doti di armi nucleari. Quindi sembra che ci sia questa, come potremmo dire, questa cortesia tra i due paesi, e in particolare sembra che ci sia identità di vedute a proposito della libertà di Hormuz, e in particolare come potremmo dire, il fatto che Teheran, gli ayatollah, non si debbano dotare di armi atomiche. Poi sapete la differenza tra il dire e il fare, no, c'è di mezzo un oceano, altro che uno stretto. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani italiani a questo punto. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, apre con il Papa alla Sapienza. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa. Leone XIV alla Sapienza, l'abbraccio di studenti e docenti, giovani siate artigiani di pace. L'incontro in Cina, sorrisi e affari per Xi e Trump, ma su Taiwan restano lontani. Energia, con i piani del governo il confronto si accende, le voci di Calenda e Bonelli, l'Italia al bivio sul nucleare, rischi e scorie, il doppio nodo. Il premio Carlo Magno, la ricetta di Draghi per l'UE, un federalismo pragmatico, e poi la notizia: è stata chiusa la fase diocesana del processo di beatificazione di Don Giussani. Don Giussani, il fondatore di CL, molti di voi lo ricorderanno. Don Giussani da Milano, la spinta verso gli altari. Gli esuberi dell'Electrolux, elettrodomestici in crisi, chiusura drammatica. Il Corriere della Sera, il Corriere apre con la morte dei 5 sub-italiani, la tragedia di un team di biologi marini, c'era la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. S'erano immersi alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Di spalla l'ex premier il discorso, Draghi scossa all'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. Trump Xi, tra sorrisi e ultimatum, dalla carne alla tecnologia, sul tavolo del vertice affari miliardari, gli USA compreranno 200 Boeing, la Cina noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz. E poi la citazione: Tucidide, la trappola, il fascino dei classici. Lo ripetiamo, la trappola di Tucidide, che è stata evocata da Xi Jinping, e cioè quanto Tucidide racconta nella guerra del Peloponneso, cioè il concetto è che se c'è una superpotenza come era Atene, già affermata e già in boccio, questa superpotenza prima o poi sarà tentata e scenderà in guerra contro una superpotenza in ascesa. 3000 anni fa, 2600 anni fa più o meno, Sparta, in questo caso sarebbe Washington contro Pechino. E Xi ha detto: questa roba non è ineluttabile, dobbiamo lavorare perché questo non accada. Siamo più dei partner che dei potenziali rivali, dice lui. A fine mese Putin a Pechino, Mosca ride Donald e lui che non ha le carte. Intervista a Pinelli, il CSM, toghe politici, serve rispetto delle due parti. Poi c'è l'intervista a Emma Bonino che racconta il suo legame con Marco Pannella. Il Fatto Quotidiano, eccolo qui, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani a VTV, voglio parlare ai magistrati, la testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Muro di gomma, certe cose le dirò alla procura che però lo esclude, la presidente Fini investe al centro, indovina chi ha visto Marina B, miti, voci, sussurri sull'erede, il capo dei GIP senza organico, giustizia dopo Milano si blocca Roma, da oggi solo le urgenze. Il summit, Sachs c'è bisogno della Cina, Xi incassa su Hormuz senza cedere a Trump. E poi in Ucraina Yermak, che era il braccio destro di Zelensky, in cella per corruzione. Lettonia in crisi sui droni ucraini, sanzioni USA sospese, Albanese salva contro Tel Aviv, unità PD 5 Stelle AWS.
Che bel giro di antisemiti. Il Giornale, Trump Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma su Taiwan resta il nodo. Bianco e nero, botta e risposta tra Lucio Martino e Gian Michalessin, round agli USA, Donald ha vinto in 5 mosse, Michalessin gli risponde, round alla Cina, così Pechino avrà via libera. Maldive, in una grotta a 50 metri di profondità, strage di italiani, 5 morti in immersione. Smontato il teorema del fatto, caso chiuso, la procura, la grazia alla Minetti resta. L'intervento, ecco qua, Sua Santità Robert Prevost. Tra l'altro oggi esce la sua enciclica sull'intelligenza artificiale. Sarà interessante leggere questo suo intervento ed è la sua prima enciclica, quindi qui vedremo anche dove vorrà andare a parare questo pontificato. Leone alla Sapienza, negata a Ratzinger, si oppone al riarmo. All'interno la curiosità, cosa comprano i leader politici al supermarket? Presumo roba da mangiare come tutti gli esseri umani, no? Immagino si mettano anche le mutande dallo stesso lato che usiamo noi, presumo. Il Tempo, eccolo qui, immenso capezzone, lo vedete, mani cinesi sull'Italia, porti, logistica, energia, telecomunicazioni, ecco la strategia di penetrazione politica e spoliazione economica che il Dragone persegue da anni in Cina, in Italia e in Europa. Il generale Costantini, sottovalutati gli allarmi, così Pechino è entrata nella plancia di comando, lo scrive la bravissima Francesca Musacchio. Piccola nota a margine, ieri a Brescia è stata chiusa una banca clandestina cinese perché dovete sapere che non è solo questione di comprare roba nel nostro paese, comprare asset, comprare proprietà. Vi ricorderete qualche anno fa c'erano tutte queste ditte, queste aziendine, agenzie, vendi ai cinesi, hai un capannone che non ti serve più. Negli anni più duri, dopo la crisi del 2008, erano sorte come funghi queste agenzie. E qui non si tratta più di fare i negozietti e vendere, qui si tratta di comprare asset importanti del nostro paese. Facciamo molta attenzione. La sinistra delle tasse, Schlein e Fratoianni dall'idolo Sanders, tutti a lezione di patrimoniale. Partecipate all'iniziativa, questa è una bella iniziativa del Tempo, compagni avevate torto, il Tempo è galantuomo, mandateci gli svarioni e le distorsioni storiche della sinistra a questa mail, segreteria iltempo.it. Mi permetto di sottolineare quel libro diffamatorio Giovanni Leone, La carriera di un presidente, scritto da Camilla Cederna, dove critica Leone quando Leone negli anni 70 propose che in Italia si istituisse qualcosa equivalente all'ENA, l'alta scuola di amministrazione di origine napoleonica che ha formato buona parte della classe dirigente del paese. Questo perché è una scuola con forte selezione, con forte preparazione, scriveva la Cederna, sarebbe maledettamente ingiusta. Meditate su questo. Pericolo radicalizzazione, la rete in Italia che inneggia all'Iran, resistenza islamica, la crisi biancoceleste, il derby della discordia, la stracittadina si giocherà domenica a mezzogiorno e poi lo sapete c'è il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, la parata per Trump, oggi l'ultimo summit con Xi, c'è Trump che sta passando in rassegna questi cinesi tutti schierati, allineati e coperti e commenta, pare che sta a Piazza Vittorio. Date una medaglia a quest'uomo. Per chi non è pratico di Roma, Piazza Vittorio è diciamo fortemente bazzicata dalla comunità cinese romana. La Repubblica, Maldive, la strage dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vaavu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone con la figlia, recuperato un solo corpo. Xi avvisa Trump, Taiwan è un rischio, spiragli su Hormuz. Ancora, calcio, la farsa è finita, derby di Roma alle 12, l'appello, Draghi scuote l'Europa, ora siamo davvero soli. E pensate, siamo in braccio alla von der Leyen e a Draghi. Siete contenti? La Stampa, signore e signori, grotta alle Maldive, strage di sub-italiani, erano tutti esperti, 2 vittime piemontesi, i soccorritori, recupero dei corpi ad alto rischio, 5 morti durante un'immersione a 50 metri di profondità.
Di spalla la festa di Torino, i tormenti di Giulia, al Salone del Libro mi sento più a casa che al Ministero, la geopolitica, vertice Xi Trump, il patto degli affari, alta tensione sul futuro di Taiwan. Parla Zagrebelski, dall'alto la cultura non si cambia, la Fornera, i giovani restano le briciole, e poi vedete a centropagina una notizia, questa qui, intervista a Barbara D'Urso dopo la causa. De Filippi e Toffanin, ci sono chat e documenti, Mediaset tutta la verità. Scusate, me lo segno un attimo, La Stampa, Mediaset tutta la verità, Barbara D'Urso. Ecco, l'ho aggiunto all'elenco delle notizie di cui non me ne frega assolutamente niente. Benedetti Dio, ma La Stampa, signori, il giornale dove scriveva un genio come Giovanni Arpino, dove hanno scritto Enzo Biagi, Leonardo Sciascia, dove hanno scritto fior di intellettuali e giornalisti, e la notizia, la fotonotizia centropagina, Barbara D'Urso, ma scherziamo? Ragazzi, dai. La Verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo, l'Europa si consola con i talebani, a Pechino siglati accordi per trilioni di dollari, l'UE fatta fuori, vedrà gli afghani. Ancora, effetto Green Deal, un autogol, cinesi in fila per comprare le nostre fabbriche di auto. Sì, la BID si vorrebbe prendere Cassino e Melfi da Stellantis, il che significherebbe che all'Alfa Romeo resterebbe solo lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, dove fanno la tonale, e quello in Polonia dove fanno la Junior, perché Giulia e Stelvio le fanno a Cassino. Alla sinistra non preme la salute, perché bensì farci pagare i suicidi di Stato, ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa. La Schlein si lamenta perché 6 milioni di cittadini non riescono a curarsi nella sanità pubblica. Invece di proporre soluzioni, specie nelle regioni a guida PD, spinge per un presunto diritto non previsto nella Costituzione che interessa qualche centinaio di persone. Caso Carrasco, giallo sull'inchiesta del 2017, esempio l'archiviazione è un mistero, ecco tutto quello che non torna. Fatto smontato, zero riscontri sulle accuse della testimone Antiminetti. Non è ancora sanata la censura a Ratzinger, Leone dà una lezione alla Sapienza, non si chiami difesa un riarmo. Fotonotizia a centropagina, uccisi da un'immersione alle Maldive, si indaga sulle bombole dei 5 italiani, ecco qua i 5 sub morti alle Maldive, il banner su Repubblica, le big tech se ne fregano delle fake news utili a truffare. Paragone da ieri sta scrivendo appunto di questi falsi video, falsi banner, dove con l'intelligenza artificiale vengono manipolate personalità che la grande rivelazione, la piattaforma di trading che vi fa diventare ricchi. Ecco, quelle sono tutte balle. Persi 4 giorni per spostare il derby di 30 minuti, Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, Mattarella alla finale del tennis sperando in Sinner. Infine, Libero, i sondaggi deludono i compagni, campo largo, già finita la festa, dopo qualche settimana negativa post referendum il centrodestra torna a crescere, brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla Will, basta propaganda sul lavoro. L'incontro Trump Xi Jinping, in Cina si decide come cambierà il Medio Oriente, estasi del partito dei pechinesi di casa nostra, scrive Pietro Senaldi, l'indagine per corruzione, bisogna archiviare esempio, Garlasco il giallo dell'appunto, fotonotizia centropagina, grazie a tutto confermato, la testimone inattendibile, sberla dei PM a Travaglia e Company, crollate le accuse alla Minetti. Stop alle sanzioni all'albanese, deputato 5 Stelle sulla flottiglia, pronto a fare da scudo. Ma scudo cosa, ragazzi? Ma scudo cosa, vi prego? Italia Oggi, andiamo a vedere Italia Oggi, eccola qua, professioni stretta più soft, il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sarà possibile solo in caso di inadempimento per uno o più cartelle di importo pari ad almeno 5.000 euro, ne scrive Francesco Cerisano a pagina 23, verso 3 diverse zone a traffico limitato per congestione del traffico ambientale e mista. Ancora gli ascolti il primo trimestre radio in vetta RTL 102.5, nel quarto d'ora medio e prima radio 105. Lavoro, condanna penale al datore per gli infortuni solo per colpa grave, a condizione che l'azienda adotti un adeguato modello amministrativo. Noci, Politecnico di Milano, intervistato dalla brava Alessandra Ricciardi, a Pechino vertice nel nome del commercio, Cina più forte con le terre rare.
Diamo un'occhiata, come sempre, implacabile al diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Le banche dati pubbliche, in particolare l'anagrafe tributaria, sono state costruite per contrastare l'evasione fiscale, riciclaggio, frodi e per facilitare i rapporti tra cittadini con l'APA. Con l'intelligenza artificiale la loro capacità di analisi è destinata ad aumentare in modo esponenziale. Proprio per gestire questo enorme potere sono stati posti da tempo dei limiti agli accessi e alle interrogazioni, che possono essere fatti solo da persone qualificate, che sono sempre tracciabili e quindi verificabili ex post. Questo in teoria. In pratica ci deve essere qualcosa che non funziona se un'inchiesta del PM di Napoli Gratteri ha riscontrato milioni di accessi abusivi effettuati da semplici agenti di polizia o funzionari pubblici, che poi rivendevano i dati. 60 milioni di cittadini italiani sono potenzialmente denudati in pubblica piazza. Come non essere d'accordo? Alle 7:56 minuti e 30 secondi è arrivata già una zappa al 340 670 9659 che vi vado immantinenti a leggere. Francesco, buongiorno, ora tutti d'accordo per il nucleare, tutti felici, ma poi se ci si accorge che metteranno il bollitore atomico vicino a te, ecco i comitati contro manifestazioni per il no. Purtroppo sì, è l'Italia, va tutto bene, ma non nel mio giardino. Parole sante, parole sante. Chissà se in Francia o in Spagna, quando piazzano i bollitori atomici, fanno queste sceneggiate oppure no. Diamo un'occhiata ai quotidiani locali. Brescia oggi, uccisa e gettata dal ponte, ex compagna di Giada Zanola condannata all'ergastolo. Corriere del Mezzogiorno, Campania, violenza, 150 associazioni in piazza, crescono le adesioni alla marcia di domani, da Ardone a Salese andò in corteo intellettuali e artisti. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, la crisi, cari dipendenti, cambiate lavoro. Nell'ennesima lettera il patrono incentiva l'uscita con premi e prevede una clausola di diritto al rientro. Natuzzi annuncia l'accordo con Umana, parte la ricollocazione su base volontaria. Corriere del Trentino, la riforma, commercio, Fugatti accelera, dopo il sì del Senato allo statuto, la Giunta fissa l'agenda anche i grandi carnivori tra le priorità. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, l'intervista, fine vita, serve una legge nazionale, il governatore Stefani, quella regionale sarebbe affossata in giudizio, i malati non meritano bugie. Bergamo, Corriere della Sera, dorso di Bergamo, Giulio, famiglie e scuole unite in un unico dolore impensabile, la morte del piccolo travolto in strada a 9 anni. Corriere della Sera, dorso di Brescia, politica, la destra riunita per Loggia 2028, come candidati sindaco restano i nomi di Massari e Saccone, ma sono destinati a cambiare. Corriere della Sera, dorso di Milano, mobilità, il governo sblocca la metro 5, al via lo stanziamento di 576 milioni per il prolungamento della Lilla fino a Monza. Andiamo a vedere Corriere Torino, l'evento è iniziata la festa del Salone del Libro, affluenza in crescita già il primo giorno, il ministro Giuli inaugura la fiera, ma non parla dell'ingresso del MIC. Corriere dell'Alto Adige, la riforma autonomia e lavoro inizia ora, dopo il sì del Senato allo statuto, le giunte provinciali di Bolzano e Trento fissano l'agenda. Corriere di Bologna, alluvione, i nuovi cantieri da aprire, a ottobre i piani per Ravone e Zena, poi gli altri lavori per la ricostruzione post 2024. Corriere Fiorentino, la Toscana, il TAR conferma lo stop agli Airbnb. Respinti 19 ricorsi contro la stretta del Comune di Firenze nell'area UNESCO, ora i limiti fuori. Corriere della Romagna, Rimini e San Marino, Ruzza a terra a Rimini, lo scalo punta in alto, low cost con base al Fellini, voli per Roma, Europa e Istanbul. La Gazzetta di Modena, sicurezza, i reati sono in calo, Mezzetti all'ex AMCM, situazione migliorata ma non abbassiamo la guardia, sotto la sala della conferenza un parcheggio incubo, ancora bivacchi notturni e degrado. Giornale di Brescia, hantavirus fa più paura la polmonite. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, Sordio aggredita da Rottweiler, 70 punti di sutura. Il Giornale d'Orso di Milano, caos Movida tra barricate e bottigliate. Il Piccolo di Trieste, Startech, progetto in bilico. Il Piccolo della provincia di Alessandria, omicidio a norma per Luca Orlandi, percorso clinico e sfida in Cassazione. Secolo XIX, spedizione da Genova alle Maldive, 5 morti in un'immersione. Gazzetta del Mezzogiorno, crisi di Stato, De Caro, una società mista è l'unica strada per l'ex Silva, Fiom e Federmeccaniche, il governo salvi l'automotive.
La nuova di Venezia e Mestre, i sindaci vogliono le zone rosse, che oggi a Jesolo chiedono di estendere l'area a controllo rafforzato, più agenti per l'estate, accordi sulla sicurezza con gli imprenditori della notte, bollino di qualità per i locali da ballo. La Prealpina, non aprite a nessuno, allarme, dilagano le truffe agli anziani, i casi di Busto, Besozzo e Origio. La provincia di Como, sanità, tagliate le attese, piano da 90 milioni. La provincia di Cremona, bollette fuori controllo, mazzata da 200 milioni. La provincia di Lecco, elezioni, scontro sul Bione, chi vince parte da 10 milioni. La provincia di Sondrio, truffa anziana al telefono, il figlio lo ascolta, arrestato. La Repubblica Bari, lo russo non rischia solo il posto, il policlinico la denuncia per falso. E poi chiudiamo con la Repubblica Palermo, Schifani, avviso al centrodestra, un chiarimento dopo il voto. Il governatore parla del KO sulle assunzioni, rivedrò gli alleati, ma la giunta non cambierà più. Con questo noi ci fermiamo un momento, le 8, 1 minuto e 27 secondi, pausa, ci sentiamo Lucio Battisti, l'interprete di un film del 1977 e torniamo tra poco. Chissà che faccia strana la signora Carla avrà, trovandoti domattina accanto a me nel letto. Arriva alle 8, son certo che le pulizie non farà, stavolta fuggirà. Mi sto chiedendo ancora dove trovai il coraggio per farti quella domanda cretina che ti ha fatto ridere prima che diventassi balbuziente, che mi si paralizzasse la mente, come sempre. Tu mi fai sentire un altro uomo, l'interprete di un film che ho sempre visto senza te. La mascella scolpita di un rude cowboy che fuma, un marinaio bruciato dal sale e dalla sfortuna. Confesso avevo un po' paura, anche se non speravo in niente, di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente, la gioia di fare all'amore con te. E invece adesso io cammino nudo davanti agli occhi tuoi, sereno, forte e calmo come non sono stato mai, per la prima volta grande, tanto che mi sentirei sicuro anche senza te. Tu mi fai sentire un altro uomo, l'interprete di un film che ho visto tante volte ormai. L'espressione di ghiaccio di un giovane padrino, dolcemente stanco, come un medico che ha operato fino al mattino. Ma che gli devi dire? Cioè, veramente, ma che cosa c'è da dire a uno come Lucio Battisti, veramente, ragazzi? Ma di che cosa stiamo parlando? L'altro giorno stavo ascoltando la radio, non vi dico quale programma, insomma, c'era
c'era un giovane cantante che propagandava la sua autobiografia. Ma che cacchio ti devi propagandare la tua autobiografia quando Lucio Battisti ha nemmeno, lui che anno era? Del 43. Cioè lui a 37 anni, nel 1980 è sparito dalla circolazione. Questo è essere veramente un figo. Lucio Battisti, signori, Lucio Battisti, il dio della musica leggera italiana. E come tale non si può discutere. Dio non si discute. Lucio Battisti, che è il dio della musica italiana, non si può discutere, veramente. Lui a 37 anni è sparito, altro che autobiografia dopo 4 album. Ma dai. Vai via, diceva Giorgio Panariello, c'è quel personaggio che dice ma vai via. Ecco appunto. Le 8, 6 minuti e 17 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi in accidentale sostituzione di Sammy Varin per la rassegna stampa. Allora, qualcuno, il buon Marco, mi ha mandato una zappa al 340-670-9659 e commenta quella che era stata la proposta del presidente Leone. Se avesse restituito la scuola di formazione per alti dirigenti politici, avremmo evitato di avere i pentadementi al governo. Marco, io apprezzo il tuo ottimismo, però vedi, Heidegger ha detto che ogni tempo si sceglie i suoi eroi. Evidentemente, se noi abbiamo questi eroi, qualcosa dobbiamo averla pure sulla coscienza, tutti. Va bene, passiamo ora alla cronaca. Allora, come sempre io mi limiterò alla cronaca, non vi andrò a raccontare le vite e i segreti di questi 5 morti, perché io lo trovo scorretto verso di loro. Questi 5 poveri cristi sono ancora là sotto e bisogna recuperarli. Ci sono delle famiglie che non hanno avuto nemmeno il tempo di piangerli e già sappiamo quali erano le loro passioni, ecco, non sono cavoli nostri, per cui ci limiteremo, almeno per quanto mi riguarda, io mi limiterò alla all'asciutta cronaca della vicenda. Siamo sul Corriere della Sera, pagina 2, Maldive, morti 5 sub-italiani intrappolati in una grotta a 50 metri, tutti esperti, si sono immersi nonostante il maltempo, tra di loro una ricercatrice molto nota, recuperato un solo corpo. Una grotta a 50 metri di profondità in un paradiso terrestre, l'atollo di Vaavu, Maldive. Erano in 5, tutti italiani, esperti di immersioni, sono scesi nell'abisso di Alimatà, che è uno spettacolo naturale di rocce e vita marina. Ad accompagnare il gruppo c'era il padovano Gianluca Benedetti, esperto istruttore subacqueo capo barca, con lui Monica Monfalcone, 51 anni, biologa di Genova che insegna ecologia marina tropicale e anche scienza subacquea all'Università del Capoluogo Ligure, sua figlia Giorgia Sommacal, 22enne studentessa di ingegneria biomedica a Genova, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgomanero nel Novarese, neolaureato con la professoressa Montefalcone con una tesi proprio sulle Maldive, e Muriello Denino, 31 anni, anche lei ricercatrice dello stesso Ateneo. Si conoscevano e si frequentavano, a unirli erano la passione per il mare, per i fondali, per l'ecologia e per queste isole da favola immerse nell'Oceano Indiano. È da un quarto di secolo che i ricercatori dell'Università di Genova monitorano la barriera corallina maldiviana, preoccupati per la sua distruzione. Con Albatros Top Boat, tour operator piemontese specializzato in crociere scientifiche alle Maldive, i 5 hanno organizzato la crociera con l'immersione nella grotta e facevano parte di un gruppo di 20 persone. Ieri mattina sono saliti a bordo della Duke of York, una safari boat con equipaggio straniero, e si sono diretti ad Alimatà, che fa parte dell'atollo di Vaavu, 65 km a sud della capitale Malé. 1 ora e mezza di navigazione, le condizioni meteo non erano ottimali, allerta gialla con raffiche di vento sino a 80 km orari. Bombole, mute, pinne, il gruppo si è tuffato nelle acque blu ed è sceso verso la cavità marina che arriva a 60 metri di profondità. Era mezzogiorno, dopo 1 ora nessuno era ancora risalito. Il comandante della Duke ha iniziato a preoccuparsi. Ha atteso altri 3/4 d'ora, poi ha dato l'allarme. Alcuni subacquei della stessa barca si sono messi alla ricerca dei 5 italiani. Un'operazione considerata ad altissimo rischio, ragion per cui la Guardia Costiera ha mandato altri
sommozzatori. Poi il primo avvistamento. Un corpo è stato trovato all'interno di una grotta che arriva a 60 metri di profondità. Si ritiene che anche gli altri 4 subacquei si trovino lì. Ha comunicato la Maldives National Defense Force, che si occupa della sicurezza alle Maldive, e ha fatto alzare in volo alcuni aerei e ha inviato sul posto diversi motoscafi per consentire il recupero degli altri dispersi. Nello specchio di mare anche la nave Gasi della Guardia Costiera, rimasta nella zona tutta la notte a coordinare le operazioni di ricerca. E mentre i sommozzatori scendevano e salivano nelle acque di Alimatà, a terra ci si è interrogati su cosa possa essere successo. Com'è possibile che siano morti tutti? Si sono forse persi nelle grotte? Hanno cercato invano di soccorrersi a vicenda? Errore umano, tecnico, condizioni proibitive, altro? Secondo i media maldiviani la causa potrebbe essere legata a una tossicità da ossigeno. L'azienda dello yacht mette a disposizione anche il nitrox, miscela respiratoria per immersioni subacquee, rischio che si corre quando il sub respira ossigeno ad alta concentrazione per un periodo troppo lungo, con possibili danni a cellule e tessuti. E in questo caso, perché sarebbero rimasti nelle grotte così a lungo? Non è la prima volta che dei subacquei italiani perdono la vita in un paradiso del diving. A febbraio 2010 due appassionati non sono risaliti da una grotta sommersa del lago El Dudu nella Repubblica Dominicana. Stesso destino per 3 milanesi che a Ferragosto 2015 saranno immersi al largo dell'isola di Sangalaki, a est del Borneo. Alimatà è considerato un paradiso per le attività subacquee e per il Kandu, che in lingua di Vei significa canale marino. Sono passaggi naturali tra le barriere coralline degli atolli. 3 delle 5 vittime si occupavano scientificamente di quei fondali e lì conducevano progetti di ricerca. Ci sono dolori davanti ai quali le parole non bastano. In questo momento così drammatico, ha detto la Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il mio pensiero va alle famiglie, al rettore, ai colleghi, agli studenti e a tutta la comunità universitaria di Genova, colpita da una perdita che lascia sgomenti. E mentre lo dice, la salma viene portata al centro sanitario di Fulidò, l'atollo dei sogni. Niente da aggiungere, non c'è altro da aggiungere al di là della drammatica cronaca. Un abbraccio grande alle famiglie e a loro. Le 8:12 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Adesso apriamo questa pagina estera, andiamo a vedere che cosa è successo. I resoconti, tra l'altro, io mi diverto molto a leggere i resoconti di pranzi e cene di questi potentoni intenti a far andare le mandibole e pensate un po', eccoci qua, andiamo su Repubblica. Ah! Pensate che roba, ragazzi, veramente. Pagina 7 di Repubblica, ieri c'è stato appunto il banchetto di Stato tra Xi e The Donald, il collega Gianluca Modolo da Pechino, tra anatra, manzo, grappa, nella sala del popolo suonano le note di YMCA, ebbene sì. Potranno un'anatra alla pechinese delle costine di manzo croccanti, un tiramisù per cena evitare di trascinare le due superpotenze della Terra in uno scontro che sconvolgerebbe il mondo? In una giornata come quella di ieri, in cui si è perso il conto dei gesti, simboli, piccoli rituali, coreografie studiate al minimo dettaglio, pure la scelta del menù significa moltissimo. Xi Jinping ha dato ordine di mettere da parte alcuni piatti della cucina raffinata dell'area di Shanghai, tradizionalmente serviti durante i vertici, ha scelto per il suo ospite un mix di sapori orientali e occidentali, per compiacere i gusti culinari di Donald Trump, perché anche il cibo qui in Cina è potentissimo strumento di diplomazia. Mi permetto di aggiungere sommessamente che il cardinale Richelieu suggeriva che bisogna chiedere favori ai potenti nei giorni di festa e soprattutto dopo mangiato, perché il loro animo è più incline a concederli. Torniamo a noi. Nella prima giornata pechinese di Trump, il leader cinese ha messo in piedi uno spettacolo studiatissimo per solleticare l'ego del tycoon, che si è sentito accolto come un re, ma l'ha fatto soprattutto per segnalare all'americano la potenza della Cina e la volontà di Pechino di essere trattata alla pari da Washington. Un banchetto di stato sontuoso nella grande sala del popolo, tavoli adornati con fiori di loto, posate dorate, la banda militare che suona quella che l'americano ha eletto a sua colonna sonora,
cioè YMCA, e repliche in miniatura dei monumenti di Pechino, tra cui il Tempio del Cielo che i due leader avevano visitato qualche ora prima. Un posto fantastico, incredibile. La Cina è bellissima, le parole di Trump, passeggiando in quello che nell'ex impero celeste era il luogo dove i sovrani Ming e Qing si recavano per chiedere agli dei un buon raccolto. Musica per Xi, che ama esaltare la grandezza della storia cinese davanti ai leader. Molte cortesie, tanta cordialità, Trump che insiste a chiamare Xi amico, chissà che se il segretario comunista dietro la faccia che difficilmente fa trasparire emozioni avrà gradito, ma non molta sostanza finora. Tensione e sospetti restano lì, pronti ad emergere. Una giornata iniziata con un'accoglienza in pompa magna, Xi che alle 10 in punto inizia a scendere i 39 gradini della scalinata della grande sala del popolo, Trump che 3 minuti dopo scende dalla Beast, la sua blindatissima limousine, e va incontro al padrone di casa, lunga stretta di mano. L'inno americano e poi quello cinese, mentre partono i 21 colpi di cannone su piazza Tiananmen. Giro d'onore per passare in rassegna la Guardia Militare, poi davanti ai bambini festanti che sventolano bandierine cinesi, americane, mazzi di fiori. Trump divertito applaude varie volte. L'americano cerca spesso il contatto fisico con Xi, dandogli amichevoli pacche sul braccio. Andando verso l'entrata del tempio del potere comunista, il leader USA allarga le braccia in segno di stupore, come a dire bellissimo. Prima di salire sugli ultimi gradini, Xi si gira verso la piazza e racconta a Trump che cosa l'americano si trova davanti agli occhi. Gli indica la porta che dà accesso alla città proibita col grande ritratto di Mao, il monumento agli eroi del popolo, il mausoleo del grande timoniere. Mentre Trump è più interessato a portare a casa accordi commerciali e imbarcare i cinesi nella partita iraniana, si ragiona con più profondità sullo stato delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, sulla loro stabilità che deve garantire pace. Il cinese vuol mettere dei punti fermi, costruire delle basi perché senza quelle di tutto il resto allora è inutile discutere. Torna a citare la trappola di Tucidide che entrambi i paesi devono cercare di superare. Avverte l'ospite con severità che su Taiwan la linea rossa per Pechino non si transige. E soprattutto conia una nuova visione che vorrebbe guidasse d'ora in avanti le relazioni tra le due superpotenze, una stabilità strategica costruttiva per essere partner e non rivali, una stabilità che si deve basare sulla cooperazione, su una concorrenza moderata, sulla gestione delle differenze e su promesse di pace per il futuro. Se il cibo è diplomazia, di certo lo è anche l'alcol qui. Il Brindisi col Mutai, l'azienda che produce il più prestigioso tra i Baijiu, l'acquavite più bevuta di Cina, tra il premier cinese Zhou Enlai e Richard Nixon durante la visita storica del 72 a Pechino dell'allora presidente americano, è entrato nei libri di storia. Dagli anni '80 alle cene di Stato si preferisce servire vino cinese, bianco in questa occasione. Prima della cena, Xi ha alzato il bicchiere e ha chiesto, come si fa in ogni brindisi in Cina, agli astanti di svuotarlo. Gambei, anche se lui e Trump si sono limitati a un piccolo sorso. Bisogna festeggiare, ma un piccolo sorso alla volta. Piccola particolarità sulla bevuta di acquavite di Nixon nel 72. Nei filmati, molti di voi vedranno, li potete trovare anche su YouTube, che Nixon fece il giro di questa enorme tavola facendo una quindicina di brindisi con altrettante persone, tra le varie personalità, da Zhou Enlai fino all'ultimo passacarte e sottopanza, per usare un'espressione fantoziana, però stranamente non si ubriacò. Perché? Perché lui faceva finta di bere. Teneva le labbra chiuse e sfiumettava le labbra con l'acquavite. Poi ha bevuto alla fine e ha svuotato tutto il bicchierino. Questo per piccola curiosità per voi. Insomma, hanno fatto una bella mangiata. Pare anche che gli accordi, perché queste visite non è che si fanno per turismo. Ecco, sempre a pagina 8 Repubblica, accordi su carne, aerei Boeing, la partita decisiva però è sui chip. Almeno su 2 delle 3 B che chiedeva, acquisti di beef, carne bovina e di Boeing aerei, Donald Trump verrà accontentato. Quella di Xi Jinping è una concessione per consentire al leader USA di sbandierare il successo in patria. A Pechino si impegna in accordi del genere solo quando può ottenere in cambio vantaggi più grandi, come il prolungamento della tregua sui dazi e l'allentamento delle restrizioni sulla tecnologia.
La Cina ha rinnovato le licenze di importazione per centinaia di stabilimenti di carne bovina proveniente dagli USA. Pechino l'anno scorso aveva lasciato scadere le autorizzazioni dopo che Trump aveva lanciato la guerra dei dazi e tuttavia mantiene un complesso sistema di quote annuali per proteggere il proprio settore nazionale. I dettagli concreti dei vari accordi commerciali dovrebbero essere definiti oggi, ultima giornata di Trump qui a Pechino. Ma già nella notte pechinese è stato il tycoon ad annunciare il via libera alla seconda B, il Boeing. La Cina ha accettato di ordinare 200 aerei, la Boeing ne voleva 150, ne ha avuti 200. Il segretario al Tesoro USA Bessent ha affermato che i funzionari cinesi si sono mostrati interessati ad acquistare più energia statunitense e più prodotti agricoli. La terza B, beans, soia. Al centro delle discussioni c'è poi la creazione di un Board of Commerce per governare il commercio bilaterale e un Board of Investment che supervisioni gli investimenti reciproci in settori non sensibili. Meccanismi che erano già stati discussi da Bessent e il capo negoziatore cinese, il vice premier He Feng, mercoledì in Corea del Sud. Incontrando alcuni dei CEO che Trump si è portato qui, Xi Jinping ha promesso loro che la porta della Cina verso il mondo esterno si aprirà sempre di più. Nel pomeriggio i businessmen hanno incontrato pure il premier Li Qiang e il ministro del commercio Wang Wentao. C'è poi la partita dei chip con il boss di Nvidia che è stato aggiunto alla delegazione di Trump all'ultimo minuto. Alla domanda su una notizia riportata da Reuters, secondo cui gli Stati Uniti avrebbero autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip di intelligenza artificiale più potente di Nvidia, l'H200, Bessent ha risposto: so che ci sono state molte discussioni sull'H200, dovremo vedere come andrà a finire, aggiungendo che la questione è competenza del Dipartimento del Commercio. La giornata di ieri è stata caratterizzata da numerosi messaggi, le realizzazioni commerciali in generale rimangono incerte, anche se gli americani sono ottimisti. Ci si aspettano progressi più concreti da parte di entrambe le parti, oggi su flussi di terre rare, forse anche sui chip. Vorrei sottolineare una cosa. Qui stiamo parlando di due nazioni che, come è stato negli anni 60 per la corsa allo spazio, negli anni 60 era la tecnologia americana contro quella sovietica e poi, se permettete, c'era anche quella italiana con la base San Marco all'equatore. Questa cosa non si ricorda mai, ma l'Italia negli anni 60 ha partecipato alla corsa allo spazio. Ecco, la corsa al dominio dell'intelligenza artificiale significa decidere il mondo che verrà. Perché? Perché questi modelli di intelligenza serviranno per esempio per robot umanoidi che lavorano al posto degli esseri umani nelle catene di montaggio a compiere azioni ripetitive. Ve la ricordate quella canzone di Giorgio Gaber, no? Dell'operaio che andava dal dottore, dottore, a furia di fare questo lavoro mi è venuto questo tic e poi alla fine gli resta il tic che fa le pernacchie. Ecco, l'umanoide con l'intelligenza artificiale pernacchie non ne fa e ripete a catena un determinato movimento, per esempio imbullonare una testata, lui lo fa per milioni di volte nella sua vita operativa e lo fa con l'intelligenza artificiale. Ma non è solo questo, a parte il fatto che umanoidi così sono già in servizio nelle fabbriche della BMW in America, in un paio di stabilimenti, ce n'è un vero e proprio reggimento che si occupa di fare, per esempio, se non sbaglio, i primi punti di saldatura delle macchine, non vorrei sbagliarmi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che avere il dominio di questa tecnologia significa anche decidere chi se ne può servire e chi no e a quali condizioni. Un esempio più stupido, l'F-35, il caccia F-35, quello che abbiamo pure noi, no? Caccia più avanzato di quinta generazione. L'F-35 dispone di un sistema operativo che viene gestito a distanza dagli americani. Quando te lo vendono, il sistema operativo viene istruito, viene, diciamo così, settato perché l'aereo possa fare determinate cose, ma non ne possa fare altre. L'unico paese al mondo che è riuscito ad avere l'autorizzazione a elaborare questo sistema operativo per i suoi scopi è l'aeronautica israeliana. Tant'è vero che Trump è vero che venderà gli F-35 all'Arabia Saudita, ma i modelli che saranno venduti ai sauditi
saranno modelli il cui sistema operativo è depotenziato rispetto a quello americano, e figuratevi rispetto a quello israeliano. Cosa vuol dire? Vuol dire che se domani l'Arabia Saudita fa la cattivella, premendo un tasto su un computer in un posto sperduto dell'America, quegli aerei non si mettono più in moto e diventano né più nemmeno che costosi fermacarte. Ecco, l'intelligenza artificiale è portare questo discorso ulteriormente oltre, perché pensate, con l'intelligenza artificiale si possono per esempio programmare dei sistemi informatici che riescono ad aiutare i militari sul campo e decidere chi è che devono ammazzare prima o il bersaglio che devono colpire prima. Chi ha il dominio di questa cosa, torno a ripetere, nella pace come nella guerra, decide il futuro. E quindi in questo momento le due superpotenze stanno facendo l'equivalente di quella che fu la corsa allo spazio. L'Italia, l'Europa, che in questa corsa non c'è, ha messo sul piatto 200 miliardi di euro. Ed è per questo che Torino si è candidata per la Gigafactory ed è per questo che ci vuole tutta quella corrente elettrica. Perché la Gigafactory significa 100.000 processori di questo tipo, Nvidia, come avete appena ascoltato, che servono per sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale totalmente europee, per non dipendere né dagli americani né dai cinesi. E per fare questo ci vuole la corrente elettrica. Se non c'è la corrente elettrica non lo puoi fare. Ecco perché ci serve il nucleare. Non ci serve solo per avere la bolletta che costa meno, che per carità, sacrosanto, ma ci serve anche e soprattutto per sviluppare questo paese. Scusate la digressione, ma credo sia il caso di precisarlo, anche perché in Italia sappiate che l'83% delle nostre imprese non usa alcun sistema di intelligenza artificiale, quindi c'è molto da fare. Allora, andiamo a vedere qua. Sono un istruttore sub-biologo. Il nitrox ha un limite massimo di profondità di meno 42 metri. Mai lo avrebbero usato per un'immersione in grotta a meno 50 e oltre. Il pericolo è entrare in tanti in grotte con sospensione, senza filo d'Arianna. Vedremo le informazioni. Mi inchino al dolore, Maurizio. Grazie, Maurizio, del tuo parere. Poi, se vuoi, dopo le 9 telefonaci che ci racconti un poco, ci spieghi un po' queste miscele che si usano nelle bombole per andare giù, che la cosa mi incuriosisce molto. Ecco, il profilo tecnico credo che lo possiamo discutere. Allora, chiudiamo la nostra pagina dedicata a Trump in Cina alle 8, 28 minuti e 6 secondi, perché Sava Sandir, il giornale, giustamente dice chi è che ci perde e chi è che ci guadagna. Allora, per quanto riguarda, diciamo così, chi dice che ha vinto l'America e perché, il collega Lucio Martino su Il Giornale dice: sostenere che il vero vincitore dell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump sia il presidente degli Stati Uniti può sembrare parziale e prematuro, ma vi sono almeno 5 elementi che rendono questa interpretazione tutt'altro che incoerente. Il primo riguarda il fatto che il vertice abbia avuto luogo nei termini desiderati a Washington. Negli ultimi tempi la leadership cinese aveva irrigidito la propria postura, trasmettendo l'immagine di una Cina non più disposta a negoziare sotto pressione. Eppure Pechino ha accettato un incontro ad altissimo profilo, mentre gli Stati Uniti mantenevano dazi e restrizioni tecnologiche. L'agenda è stata inoltre costruita attorno alle priorità americane: Iran, terre rare, stabilizzazione commerciale, e non attorno a quelle cinesi: Taiwan, riduzione delle restrizioni tecnologiche e riconoscimento come interlocutore paritario permanente. Questo significa che, almeno implicitamente, Pechino riconosce di non poter sostenere una fase prolungata di deterioramento dei rapporti con Washington. Il secondo elemento è prettamente economico. Trump ha imposto la riapertura degli acquisti di aerei Boeing, soia, gas naturale liquefatto, cooperazione sul fentanyl. Emblematico il caso delle terre rare. Il blocco cinese delle esportazioni aveva fatto tremare il sistema industriale statunitense, ma i prezzi stellari che ne sono seguiti hanno accelerato la diversificazione americana. Trump ha infatti risposto con un piano da 12 miliardi per costruire nuove e indipendenti riserve strategiche. Pechino, con le terre rare, ha giocato la sua carta migliore. Washington l'ha trasformata in un'opportunità strutturale. Vi è poi una dimensione psicologica e simbolica. Trump costruisce la propria forza politica soprattutto sulla percezione di dominio.
In politica internazionale spesso conta meno il dettaglio degli accordi e più l'impressione pubblica che si riesce a produrre. Le immagini del ricevimento solenne, il tono cordiale del summit, la disponibilità cinese a enfatizzare la relazione personale tra i due leader hanno alimentato quell'immagine di interlocutore imprescindibile che Trump vuole sempre dare di sé. Piccola nota a margine. Il fatto che la Cina adesso compri petrolio agli Stati Uniti significa una cosa, che vi abbia raccontato il TG1 dell'eventi di ieri, riferendo da fonte iraniana che loro col treno portano il 40% della produzione iraniana in Cina, balle. Gli studi che sono stati fatti sia dal Wall Street Journal che dalla Reuters e così via, dicono che un treno di 110 vagoni, tutt'al più porta 70.000 barili. 70.000. Una nave petroliera ne porta almeno 2 milioni. I treni che vanno e vengono avanti e indietro dalla Cina non riescono ad arrivare a quella cifra. Altra cosa che vi aggiungo, i treni però hanno un grosso vantaggio su questa linea da 10.500 km che comunque a molti tratti ha un binario solo, ha problemi di traffico e di congestione e tra l'altro il traffico principale non è il petrolio, ma il traffico principale sono le merci, sono i container. E nei container, e questo è il vantaggio che serve a quei farabutti dei Pasdaran, nei container tu ci metti tutto quello che vuoi e qualunque spia non ci vede niente. Non è come attraversare Hormuz dove c'è la marina militare americana che ti fa un culo così. Lì lo carichi a Pechino, nessuno vede niente, nessuno sa niente. Se ci sono pezzi di droni, se ci sono pezzi di carburante o di propellente per i missili, se ci sono pezzi di ricambio, nessuno sa e nessuno vede. Va bene, le 8:32 minuti, pausa, meteo e poi ci sentiamo un bel pezzullo, chi? Petula Clark, Call Me del 1965, torniamo e sentiamo da Gian Michele Sin perché invece ha vinto la Cina, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40
408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just Call me. Call me, telefonami, sì, dopo le 9 però, ragazzi. Allora, le 8:37 minuti e 24 secondi, alle 8:45 avremo poi il Qui Parlamento con l'onorevole Andrea De Bertoldi. Siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa supplente, in accidentale supplenza di Semivarin, e domani, ebbene sì, vi tocca anche domani, al posto del grandissimo Pier Vittorio Scimia ci sarò io alle 8 e mi dispiace, vi è andata così, che potete fare. Allora alle 11 vi ricordo, ovviamente voi restate con noi anche dopo le 9:30, perché ci sarà Sava Sandir, Giovanni Sallusti, Liberamente, parlando di Liberamente, l'auto da fè di Giulio Cainarca, e dopo ci sarò di nuovo io. E attenzione ragazze e ragazzi, noi avremo questo faccia a faccia con Anna Cisint, che presenterà le nuove proposte della Lega in tema di immigrazione. Quindi bella gente, mi raccomando, tanto io lo so che siete più intelligenti di me, per cui a maggior ragione voi siete così intelligenti che continuate ad ascoltare questa radio e naturalmente sentite tutta la programmazione, e poi alle 11 ci si ritrova per ascoltare quello che ha da dire Anna Cisint, mi raccomando. Ovviamente ci sarà il telefono aperto, voi potrete dire le vostre osservazioni. Vi ricordo le zappe al 340-670-9659 o WhatsApp che dir vogliansi. Nel frattempo chiudiamo la pagina cinese, perché vi dicevo, mentre su Il Giornale appunto Lucio Martino dice no, ha vinto Trump che ha dimostrato la sua forza e le sue capacità, Gian Michelessin nella stessa pagina gli risponde no, guardate che la situazione è un po' più complessa, avrebbe detto il grande Giulio Andreotti. Cosa scrive Gian Michelessin? La Cina ha fregato gli Stati Uniti come nessuno prima d'ora. La frase pronunciata da Donald Trump nel 2020 suona oggi più che mai profetica. Da Donald, pronto ieri a sferrar manate sulle spalle di Xi Jinping definendolo grande leader, è colui che più contribuisce a mantenerla attuale. Fino a pochi mesi fa la differenza qualitativa tra la potenza degli Stati Uniti e una Cina capace di produrre un terzo dei manufatti mondiali, il 90% delle terre rare, il 60-80% degli ingredienti indispensabili per l'energia pulita, pannelli solari, pale eoliche, auto elettriche,
era basato su due indiscutibili elementi valoriali. Il primo era la capacità dell'America di presentarsi come garante della legittimità internazionale, soprattutto a fronte di una Cina dove Xi Jinping, prima ancora di minacciare l'annessione di Taiwan, ha fatto morire in carcere il Nobel Liu Xiaobo, spento nel sangue le rivolte tibetane, cancellato gli accordi su un paese e due sistemi a Hong Kong, e se possiamo, autorizzato, ma questo è stato un errore di Papa Francesco e del suo segretario di Stato Pietro Parolin, autorizzato un accordo fuffa con il Vaticano per quanto riguarda le nomine dei vescovi, precisando però che i riti religiosi nel suo paese devono essere sinicizzati e quindi la Chiesa ufficiale, la cosiddetta associazione patriottica, sarà sempre dipendente da Pechino e non riconoscerà mai nel Papa il capo spirituale perché lo considera capo di una potenza straniera. E nel frattempo 8 milioni di cattolici clandestini cinesi continuano a pregare in mezzo alle campagne di nascosto e molti preti vengono arrestati e spariscono per anni e vanno nei laogai, lager comunisti della Cina di oggi. Ricordiamo anche questo. Le persecuzioni, come 2000 anni fa. In tutto ciò, il secondo indiscutibile vantaggio dell'America era quello di essere non solo la nazione simbolo dell'attuale Occidente, ma anche la sua guida militare, grazie al ruolo di capofila dell'Alleanza Atlantica. Minacciando di annettersi la Groenlandia, avviando una guerra all'Iran priva di legittimità internazionale, retrocedendo gli alleati NATO al ruolo di inutili comprimari, Trump ha buttato alle ortiche questo capitale, col risultato non proprio indifferente di spingere il resto del mondo a chiedersi se il leader più affidabile sia il volubile Donald o l'imperscrutabile erede di Mao. Un'involuzione non da poco che già spinge paesi come Francia e Germania a considerare equivalenti i rapporti economici con una Cina dove la democrazia non è neppure contemplata e un'America simbolo fin qui delle libertà individuali e commerciali. Ma Trump, oltre a regalare a Xi Jinping un bipolarismo perfetto e un'inattesa equivalenza politica, gli offre anche un indiscutibile vantaggio strategico. A sostenerlo il rapporto di intelligence redatto dal direttorato dello Stato Maggiore del Pentagono alla vigilia del summit cinese. Secondo il rapporto, la Cina è riuscita a trasformare una vera e propria rendita quell'attacco alla Repubblica Islamica destinato, nei piani di Washington, a privare Pechino di un greggio iraniano che garantiva il 13% delle sue forniture petrolifere. La Cina, invece, non solo continua a far transitare da Hormuz le proprie petroliere, ma usa le sue immense riserve di greggio per aiutare paesi come Thailandia e Filippine e incrementare così la propria influenza geopolitica nell'Indo-Pacifico. Un Indo-Pacifico dove l'America avrebbe oggi, secondo il rapporto del Pentagono, grande difficoltà a difendere l'indipendenza di Taiwan, visto il numero di missili, bombe e intercettori dilapidati nel tentativo di abbattere il regime di Teheran e di difendere Israele e gli alleati arabi. Con una piccola ma non indifferente beffa: per ripristinare i propri arsenali in vista di nuovi attacchi iraniani, i paesi arabi si stanno rivolgendo non agli USA, ma a una Cina partner e alleata di Teheran. Sì, però il punto è anche che il dibattito sull'eventuale attacco a Taiwan, specialmente dopo la reazione molto pesante da parte di Trump in tema di Iran, si è spostato non tanto sul fatto di fare l'invasione come si è pensato, il colpo di mano e così via, ma si dibatte nelle alte sfere tra i generali cinesi se invece tentare il blocco navale e arrivarci gradualmente, un po' seguendo anche l'esempio di Hormuz. I cinesi non sono stupidi. Va bene, le 8:44 minuti e 6 secondi, chiudiamo questa pagina. Abbiamo una zappa 340 670 9659. Pietro da Bergamo, ciao Pietro. Antonino, si è parlato tanto di un aprile super caldo, già facevano terrorismo, perché non parlano di un maggio super freddo? Qui a Bergamo fa un freddo cane. Guarda, sta piovendo fuori e non mi pare che si crepi di caldo porco, per cui Poi quest'estate ci racconteranno che è l'anno più caldo dalla creazione del mondo. Asdrubale, il signor Conte non si vergogna da Del Debbio che spara a raffica senza contraddittorio novella avvocato azzecca garbugli di manzoniana memoria con una lingua che taglia il ferro. Asdrubale, basta leggere i giornali e informarsi per capire qual è la differenza tra palla e verità.
Ancora, buongiorno Antonino, so benissimo di sembrare fuori tempo un illuso, ma mi chiedo, questa corsa alle informazioni artificiali, alla tecnologia come sostituto dell'umana, alle relazioni virtuali, in pratica voglio dire, a che cosa ci servono tante cose inutili se perdiamo l'umanità? Ho la netta impressione che più ci riempiamo di cose inutili alla vita, intesa come vocazione, più diventiamo schiavi di chi questa tecnologia la usa per il proprio potere. Si preannuncia il mondo di Matrix di cui il Covid è stato la prova generale. Ma no, 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 no. Allora, l'intelligenza artificiale è un tool, è un attrezzo. La domanda è dominarla o essere dominati? E chi volete che la domini? Una democrazia oppure un'autocrazia? Ti faccio un esempio banale. Ne scrivevo un paio di mesi fa su Italia Oggi. C'è una dittarella israeliana che con l'intelligenza artificiale ha sviluppato un coso che sembra una Bajur. È presente la Bajur? Sì, ce l'abbiamo presente tutti. Allora, cosa fa questa macchina che ha l'intelligenza artificiale? Questa macchina viene messa nelle case dove ci sono gli anziani rimasti soli e parla con loro, li intrattiene, li ascolta e attraverso l'intelligenza artificiale pian piano si modella sul carattere dell'anziano, in modo tale, intanto da fornire un modo per tenere la sua mente, gli propone dei giochi per tenere la mente attiva, se si accorge che ha per esempio dei segni di Alzheimer e cose varie. È collegata a internet, quindi gli propone: vogliamo sentire tuo figlio che si trova in Groenlandia? Facciamo una videochiamata, vogliamo sentire il vicino di casa che è a 40 chilometri da te, perché parliamo degli spazi immensi dell'America e così via, vogliamo sentire il dottore? E automaticamente questa macchina, con la sua intelligenza artificiale, si occupa anche di rilevare i parametri vitali dell'anziano, gli dice quando andare a letto, quando svegliarsi, gli ricorda di prendere le pillole, di bere l'acqua, perché il nostro cervello è una macchina chimica, senza l'acqua non funziona. Ecco perché tanti anziani, per esempio, soffrono di demenza senile, perché non riforniscono la macchina chimica di acqua. Perché? Perché la sete ti viene meno, il senso di sete ti viene meno con l'età. E noi dovremmo bere 2 litri d'acqua al giorno. Per cui, sai, ti ripeto, è un attrezzo, pure un coltello è un attrezzo, esattamente come l'intelligenza artificiale. Ma io ne posso fare 2 usi. O ci taglio pane e Nutella, vi invito tutti, facciamo una grande festa e ci raccontiamo le barzellette e ci facciamo 4 risate, oppure scendo qua per strada, aspetto il primo disgraziato che passa e glielo pianto in mezzo al cuore. È solo questione di quello che tu ne vuoi fare. Va bene, adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Io do il mio buongiorno e ben trovato all'onorevole Andrea De Bertoldi. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti, a voi e agli ascoltatori. Grazie onorevole. Allora, caro energia e necessità di riaprire un dialogo con la Russia, io le dico solo che avantieri passavo con la Vespa davanti al distributore di benzina, grazie a Dio la Vespa fa 28 km con 1 litro, però la benzina è già a 1,94 e il diesel ha superato i 2 euro. Che si fa? Innanzitutto il governo, dobbiamo dire, è intervenuto prontamente con un decreto che noi abbiamo approvato proprio 2 o 3 giorni fa alla Camera, che si chiama appunto decreto carburanti, che ha cercato di limitare e ridurre un po' le accise, che come sappiamo sono delle imposte che gravano sul carburante, ed è intervenuto anche con degli incentivi per il settore degli autotrasporto e della pesca in termini di credito d'imposta. Però sicuramente, come ho detto in Parlamento nell'intervento in dichiarazione di voto, nemmeno noi siamo soddisfatti di questo, cioè noi vorremmo fare di più. Purtroppo non dobbiamo nascondercelo e dobbiamo fare i conti con le ristrettezze del bilancio, dovute anche alle gravi debiti che si sono accumulati dalla scorsa legislatura, e dobbiamo fare i conti con il patto di stabilità. L'Europa, come ben sapete, ha concesso di sforare il patto deficit-PIL del 3%, ma lo ha concesso di sforare solo per l'acquisto di armi. Mentre per far fronte ad uno dei più gravi problemi che noi oggi abbiamo e che investono tutti i cittadini, dal pensionato che va magari con la Vespa alla Bocciofila a passare una serata con gli amici,
fino ovviamente a tutto il sistema produttivo italiano, agli agenti di commercio, alle imprese, alle aziende, agli autotrasportatori, al settore ittico che appunto deve mettere nelle proprie barche il carburante. Quindi un problema gravissimo, in quanto l'energia più in generale, i gas, i carburanti, non solo sta diventando molto più cara, noi consideriamo che stiamo pagando di gas 4-5 volte di più di quello che lo pagavamo dalla Russia prima della guerra russo-ucraina, ma oltre che essere molto più caro sta diventando anche raro, se è vero che già le compagnie aeree stanno tagliando dei voli, purtroppo, proprio per difficoltà nel reperire il carburante, non solo per il costo del carburante stesso. Allora, cosa deve fare un politico? Ma io credo che debba, prima di tutto, prima di ogni altra considerazione, deve aiutare il popolo, i cittadini, il nostro paese. E Matteo Salvini, il nostro segretario, lo ha detto in modo molto, molto chiaro questo. E che siamo una delle poche voci in Parlamento, sicuramente l'unica voce nella maggioranza, che mette dei distinguo. E qui voglio spiegarmi anche per non essere malinteso. Un conto è dare il giusto supporto nei limiti delle nostre risorse, delle nostre capacità a un popolo che è stato aggredito come il popolo ucraino. E su questo deve essere chiaro a tutti e anche a chi vuole fare delle polemiche. Su questo noi non diciamo assolutamente nulla. Noi non siamo d'accordo invece sul fatto di non acquistare più gas dalla Russia. Perché? Anche qui dobbiamo chiarire. Il perché lo abbiamo capito dalle parole che ho detto prima, perché noi acquistando il gas dalla Russia avremo prima di tutto la disponibilità dell'energia e lo avremo a un costo nettamente inferiore a quello che lo stiamo pagando oggi. Qualcuno obietta, ma comprando il gas dalla Russia, noi finanziamo la Russia e quindi la guerra. Questo non è vero per nulla e va detto chiaro ai nostri ascoltatori, perché se c'è un problema che la Russia non ha, è quello di vendere i carburanti e l'energia. In quanto il mercato, la richiesta di energia nel mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, è enorme. Quindi se non lo vende a noi, lo vende ad altri. E lo dimostra il fatto, ecco qui anche l'incapacità di questa Europa, lo dimostra il fatto che la Francia, paese che peraltro a nostra differenza ha l'energia atomica, la Francia, la Spagna, il Belgio, dati dell'altro ieri, hanno accresciuto l'acquisto di energia dalla Russia del 16% quest'anno. Noi non solo non l'abbiamo accresciuto, ma abbiamo tagliato completamente di fatto i rifornimenti dalla Russia. È una cosa assurda che va contro l'interesse del nostro popolo. Ecco il perché all'interno della maggioranza sono fiero anche come presidente dei liberali cristiano-democratici, questo movimento all'interno della Lega, sono fiero di poter dire a voce alta che noi della Lega, del gruppo parlamentare della Lega, stiamo alzando i toni su questo argomento. Perché, e lo ricordo, la situazione è grave. Cioè noi rischiamo tra qualche settimana di vedere gli autotrasportatori che si fermano. Se si fermano gli autotrasportatori vuol dire che non arrivano gli approvvigionamenti nei supermercati. Noi rischiamo di bloccare un paese. Noi rischiamo poi di arrivare magari quest'estate a dover scegliere se tenere i condizionatori accesi nelle case o far funzionare le aziende, le fabbriche. O magari quest'inverno, come ho detto in Parlamento, di dover decidere se scaldare di giorno le case o far funzionare le nostre industrie. Perché quando l'energia diventa cara, non solo rende meno competitive i nostri prodotti, e questo già è un gravissimo danno, ma se l'energia è anche rara, oltre che cara, dobbiamo scegliere dove impiegarla e quindi dire la mettiamo nelle case o la mettiamo nelle aziende. Vogliamo davvero arrivare a questo? Perché? Perché non vogliamo comprare energia e gas dalla Russia. Lei capisce che la mia rabbia a fronte di questo, la mia preoccupazione è tanta e stiamo cercando di alzare la voce. Peraltro, e così voglio anche terminare questo mio intervento, salvo poi rispondere ad altre sollecitazioni. Ecco il perché io ricordo che quanto io sostengo oggi, quanto noi della Lega, quanto il segretario Matteo Salvini sostiene oggi, ce lo ha chiesto uno dei più grandi manager italiani, l'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi,
che ricordo non è stato messo alla guida dell'ENI e delle imprese di Stato dalla Lega, dal centrodestra, è stato messo nel 2014 da Renzi del Partito Democratico, quindi non è certo pensabile che sia una persona tesserata con i partiti di destra. Eppure un mese fa ha detto bisogna interrompere lo stop all'acquisto di carburanti e di energia dalla Russia, in particolare del gas. L'ha detto Descalzi, grande manager di Stato, uomo non di destra. Ora, possibile che nel centrodestra non vogliano capire questo passaggio e non vogliono rendersi conto che ci stiamo rovinando con le nostre mani? Noi lo abbiamo detto, lo diciamo, lo ha detto, ricordo ancora una volta, a chiare lettere il segretario Salvini, lo hanno detto i nostri esponenti al governo, l'ho detto io in dichiarazione di voto sul decreto carburanti 2 giorni fa alla Camera. Cerchiamo tutti assieme di far capire che non è con la demagogia, non è con la partigianeria che si risolvono i problemi. E concludo, l'Italia, e qui ce lo ha insegnato nella storia anche un grande ministro degli esteri, Giulio Andreotti della Prima Repubblica, l'Italia deve essere un ponte di dialogo, l'Italia deve essere una realtà che mette d'accordo le parti, non che si schiera in modo unilaterale con qualcuno e fa la guerra a qualcun altro, perché non è il nostro ruolo, non ne abbiamo la forza, non abbiamo né la forza militare né la forza economica. Quando l'Italia nel Novecento era una solida alleata degli Stati Uniti, l'Italia però con il ministro degli esteri Andreotti dialogava con la Palestina, con Israele, con la Cina, cioè riusciva a essere un ponte di collegamento per facilitare la soluzione dei problemi. Noi oggi, interrompendo come abbiamo fatto i rapporti con la Russia, ci siamo messi a fare di fatto una guerra contro la Russia e non abbiamo la forza neanche per poterla fare, a prescindere che sia giusto o meno farlo. Ecco il perché dobbiamo cambiare rotta. E concludo con le parole di Papa Leone XIV, che ha detto più volte pace disarmata e disarmante, e la pace, lo ricordo agli ascoltatori, si costruisce solo con il dialogo, con il rapporto, non schierandosi e chiudendo ogni comunicazione. Questo è lo sbaglio che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Speriamo che veniamo ascoltati e che quindi la voce della Lega possa avere un peso maggiore su questo tema che è per i prossimi mesi sicuramente il tema dei temi. Molto bene, grazie onorevole. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata. Qui Parlamento. E allora, visto che siamo ancora in tema alle 8:58, prima della pausa delle 9, noi ci salutiamo, non certo per oggi, ci salutiamo a breve per ascoltare poi... Cosa ascoltiamo? Ivano Fossati, Panama del 1981, nucleare, siamo qua su Avvenire perché va di pari passo con la questione della benzina. Nucleare, il governo traccia il percorso, i dubbi sui rischi e le scorie rimangono, in Europa vale oltre il 20% del totale dell'energia prodotta, la Francia da sola copre più della metà, soddisfa quasi il 70% del suo fabbisogno, la Spagna circa il 20%, però ha annunciato l'abbandono entro la metà del prossimo decennio. D'altronde c'è anche chi di solito sceglie di buttarsi dal balcone, loro hanno deciso di farlo chiudendo col nucleare. In Germania hanno fatto questa bella pensata, dopodiché hanno dovuto riattivare le centrali a carbone, pensate voi, no? La coscienza ecologica tedesca, vedete come sono efficienti, sono così efficienti anche nelle vaccate. In Italia è stato bocciato già 2 volte dal voto popolare, da quelli che poi però si lamentano perché la bolletta è cara. Confermata dal vertice di maggioranza il 6 maggio scorso, ribadita da Giorgia Meloni nel Premier Time in Senato di mercoledì, celebrata ieri dal ministro della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. La rotta è tracciata. Entro l'estate, con la legge delega promessa dalla Premier, il quadro giuridico per il ritorno al nucleare in Italia sarà pronto e farà da base al piano energetico nazionale allo studio dell'esecutivo. Secondo la Pichetto, la produzione inizierà già a metà del prossimo decennio, ma la scelta è destinata a suscitare polemiche, specie in un paese che ha già bocciato il ricorso ai reattori per uso civile in 2 tornate referendarie. Nell'87, poco dopo il disastro di Chernobyl. Bella stronzata.
Chernobyl era un reattore davanti al quale i fisici in Occidente si grattavano per la paura, perché era un reattore che non aveva il benché minimo sistema di sicurezza. Noi ne abbiamo 52 ad appena 100 chilometri in linea d'aria da Milano, sono quelli francesi, sono lì da più di 50 anni e non mi pare che siamo diventati fosforescenti e con le branchie. E poi nel 2011, a pochi mesi dallo tsunami che innescò l'incidente di Fukushima. Ah sì, ecco, anche qui, non solo a Fukushima la centrale ha tenuto, ma lo sversamento di acqua nucleare che, oddio, hanno ammazzato milioni di persone. Ecco, non è vero niente, neanche quello. Tuttavia, però, vedete, c'è sempre questa corsa a terrorizzare la gente. Tuttavia, l'accelerazione nella maggioranza ha già molti endorser. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha lanciato un appello a tutti i partiti perché sostengano la strategia, mentre il numero 1 di Enel, Paolo Scaroni, ha auspicato investimenti massicci. Ovviamente non manca chi dissente, tra questi AVS, contrario in linea generale, ma ancor più dopo la bocciatura di ieri del suo emendamento in Commissione Ambiente della Camera, che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili nella ricerca e nella produzione di energia. Difatti il nucleare è un asset cruciale del patrimonio energetico dell'UE. Su 27 Stati membri ne usufruiscono 12 e non di secondo piano: Francia, Spagna, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia. Poi guardate come stanno i loro PIL, come va la loro economia e me lo raccontate. La Germania lo ha sfruttato a lungo, ma ha concluso il piano di phase out nel 2023, bella vaccata pure loro. L'energia ricavata dal nucleare pesa per il 23,3% sul totale prodotto in Europa. In pratica quasi 1 kWh su 4 dell'intera elettricità prodotta dall'Unione Europea viene da lì. Lo Stato che ne produce di più è la Francia, che copre da sola oltre la metà del totale, 58,6%, seguita da Spagna, 8%, Svezia, 7,8%. Parigi, peraltro, soddisfa col nucleare quasi il 70% del suo fabbisogno energetico annuale. La Slovacchia il 61%, la Spagna circa il 20%. Nell'ultimo rapporto dedicato, il Nuclear Illustrative Program, giugno 2025, la Commissione europea definisce il nucleare una componente importante delle strategie di decarbonizzazione e stima che nel 2040 oltre il 90% dell'elettricità dell'UE sarà prodotta da fonti principalmente rinnovabili integrate dall'energia nucleare. Questo è quanto. Poi raccontateci che diventeremo tutti come i puffi e brilleremo nel buio. Mi raccomando, terrorizzate la gente ancora una volta, così la vaccata vediamo come si fa. Per accendere la luce aspettiamo 10 anni. Bravo Pichetto, meno male che è un ministro. Fenomeno, prova tu a costruire in 10 minuti un reattore atomico. Pausa, ci sentiamo Ivano Fossati, Panama del 1981 e torniamo tra poco. Cocktails con la pistola, non ne posso più. Pina colada o Coca-Cola, non ne posso più. Di trafficanti e rifugiati ne ho già piena la vita. Maledetta traversata non sarà mai finita, ma vedete a 9 nodi appena c'è un punto fermo nel mare che sa di nafta e lo nasconde con l'odore del tè e dell'erba da fumare. Oh mamacita Panama, dov'è? Ora che stiamo in mare non c'è, si dovrà pur vedere, signori, ancora del tè, fra breve il porto di attracco darà segno di sé.
Londra il comando di questa galera mi sembra un affare. Un comandante, per quanto giovane, dovrebbe stare in mare. La compagnia non fece storie, no, e lo credo bene. Portare esplosivo e fuoriusciti mica a tutti conviene. Oh, mamacita Panama, dov'è? Ora che stiamo in mare, sull'orizzonte ottico non c'è, si dovrà pur vedere. Signori, ancora del tè, fra breve il porto di attacco darà segno di sé. Della francese che si sente sola, non ne posso più. Sta ora via di un cameriere che invece guarda giù, con l'ambasciata portoricana che al quinto mambo stasera. Chissà le facce sapessero di agitarsi su una polveriera, di andare ai cocktail con la pistola, non ne posso più. Grandissimo, immenso Ivano Fossati, Panama nel 1981. Le 9:07 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata della rassegna stampa in accidentale sostituzione di Sammy Varin. Io vi voglio dire ancora due cose, poi apriamo il telefono. Allora, la prima, il Papa che è andato all'Università della Sapienza dopo che erano state chiuse le porte a Ratzinger nel lontano 2010. Che cosa ha detto il pontefice? Il pontefice è intervenuto dicendo: nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite di cui nulla importa il bene comune. Viva il Papa è l'acclamazione con cui gli studenti accolgono Leone XIV nel più antico Ateneo di Roma, l'università che un pontefice, Bonifacio VIII, aveva fondato nel 1303, come testimonia la mostra La Sapienza e i Papi, inaugurata nel corso del tour di Leone XIV. L'Ateneo che 18 anni fa si era ribellato alla presenza di un Papa, Benedetto XVI. Era stato chiamato a tenere la Lectio Magistralis per l'apertura dell'anno accademico, ma la contestazione di professori e studenti lo avevano spinto a rinunciare. Leone XIV arriva in visita pastorale da vescovo di Roma in un polo d'eccellenza della sua diocesi, tiene a precisare, e spiega che la visita vuole essere segno di una nuova alleanza educativa tra la Chiesa che è in Roma e l'università. Come a dire, capitolo chiuso quello della censura di Joseph Ratzinger. Non è un caso che la rettrice Antonella Polimeni sottolinei nel suo intervento la forte condivisione di idee, culture e valori con la comunità ecclesiale. Meno male, si vede che ogni tanto i tempi cambiano. Allora, andiamo a vedere il Tempo. Vi dicevo che il Tempo sta facendo questa inchiesta sulla penetrazione cinese nella nostra nazione e in particolare, ecco qua, siamo a pagina 4-5, invasione pechinese, affari e segreti, le mani dei cinesi sui cantieri ferretti, il gruppo Weichai conquista il comando in assemblea, ma la società produce navi e sistemi per le forze armate. Il colpaccio ieri all'assemblea degli azionisti, nel corso della quale la lista presentata dal gruppo Weichai ha vinto su quella dello sfidante KKG Maritime. Al gruppo ceco, che avrebbe rappresentato una maggiore garanzia per il profilo di sicurezza, è rimasto un solo posto in CDA rispetto ai 9 in palio. Tanning sarà il nuovo presidente, Stassi Anastassov il nuovo AD. Il manager emiliano è entrato in conflitto con l'azionista di maggioranza, non è più nel board, resta fuori anche Karel Komarek, il miliardario ceco che si è lanciato nella sfida di acquisire il controllo del gruppo, prima con un'OPA, poi cercando di far prevalere la sua linea
e il suo peso azionario in assemblea. A rappresentarlo ci sarà la CFO del gruppo, Caterina Colli-Mayer. I soci di Ferretti hanno partecipato in gran numero, vista la posta in gioco. Nell'assise si è presentato il 95% del capitale. Sin dall'inizio la bilancia pendeva verso l'azionista storico, Vaikai, entrato nel 2012 quando i cantieri di Forlì erano sull'orlo del fallimento e che in previsione del voto aveva arrotondato la sua quota al 39,51%. Dalla sua tanti piccoli azionisti non rilevabili, ma usciti allo scoperto col deposito delle azioni sul libro soci assembleare. E guarda caso Weikai ha trovato dalla sua parte pezzi di sistema economico cinese legato al potere statale, da Bank of China 1,9%, a Wealth Strategy 1%, Yanjian International 0,8%, fino ad AdTech Advanced Technologies 2,8%, guidata da un ex manager di Weikai Power. L'appoggio dei fondi internazionali non è bastato a Comarec, arrivato in assemblea col 23,2%. In apertura ha provato a impedire a Weikai di votare o anche rinviare l'assemblea per dare alle authority il tempo di accertare le accuse di violazione del Golden Power e della normativa sull'OPA. Richiesta respinta, i primi due punti appartengono all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio e la relazione sulla remunerazione sono stati approvati col voto favorevole di oltre il 95% dei presenti. Francesca Musacchio a pagina 5 sente il generale in congedo della Guardia di Finanza Paolo Costantini che spiega: sottovalutati tutti gli allarmi, ecco come la Cina è entrata nella plancia di comando. Cosa dice il generale? Apparentemente molte operazioni di acquisizione sono state presentate dagli attori cinesi come diversificazione e investimento. In realtà la strategia imperialista del Partito Comunista Cinese pianifica e giustifica acquisizioni cosiddette strategiche e di controllo con assoluta precisione e pianificazione di medio-lungo periodo. L'Europa in questo risulta perdente perché non ha una strategia unitaria né una visione a medio-lungo periodo. Strumenti come il Buy Europe sono soltanto tardive pezze calde in un malato cronico. Ancora, come funziona l'intelligence economico-finanziaria cinese? Quali sono i meccanismi con cui Pechino raccoglie informazioni, costruisce relazioni di influenza e individua obiettivi strategici all'estero con banche, aziende, università, fondi e reti commerciali? Se vogliamo limitarci alla citata National Intelligence Law cinese, lo spaccato che ne emerge dalla lettura ci fornisce una chiara visione sulla metodologia operativa e gli obiettivi dell'intelligence cinese. La cosa che meraviglia in questo caso è la sfacciata esibizione di forza che lo Stato cinese dimostra, mettendo nero su bianco articoli di legge come il 7, obbligo di cooperazione, o la previsione normativa dell'applicazione dei dettami di questa legge non solo all'interno del Paese, ma anche e soprattutto al di fuori di esso. La data di promulgazione non è casuale, nasce infatti nel momento più debole dell'economia occidentale, 2007-2008, quando la Cina ha preso atto che il ciclo dominante statunitense stava terminando. Purtroppo i molti warning che le agenzie di intelligence italiane hanno lanciato negli anni verso istituzioni e governi che si sono succeduti non hanno sortito l'effetto sperato. La Cina, al contrario, è entrata in Italia in settori strategici avendo quello sguardo lungo che non abbiamo compreso in pieno. I canali di influenza sono sempre gli stessi, sono quelli tipici delle strutture di intelligence. Individuazione degli anelli deboli, come ad esempio aziende strategiche o potenzialmente strategiche con capitalizzazione debole e familiare, analisi dei potenziali talenti presenti sul territorio nazionale nei vari settori, partiti politici in affanno finanziario o nascenti. La sottovalutazione è stata tanta. A questo punto apriamo il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri. Vi ricordo come sempre 340 670 9659 se avete invece voglia di continuare a mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi. Abbiamo trattato tutto. Vediamo un attimo dov'era la questione delle bandiere blu in attesa di vostri interventi allo 0292947222. Vediamo un attimo dov'era. Oddio mio, gli occhi miei se ne sono andati. Andiamo a cercarlo sul Libero, dovrebbe essere. Vediamo un po'. Sapete che c'è stata appunto l'assegnazione delle bandiere blu. Vediamo se ci arriviamo.
Draghi che prende il premio Carlo Magno, signore e signori, e dice che amara presa di consapevolezza, siamo sul Libero, alla luce del fatto che per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale c'è la possibilità che gli USA non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davano per scontate, né la Cina offre un punto di riferimento alternativo. Pechino sta generando surplus industriali su scala che il mondo non può assorbire, se non svuotando la stessa base produttiva. Sta sostenendo direttamente un nostro avversario, la Russia. Pronto? Chi è là? Antonino, sono Maurizio, buongiorno, complimenti. Carissimo, buongiorno a te. Mi ha invitato a telefonare per parlare un po' purtroppo dei ragazzi delle Maldive. Prego. Io è da molto tempo che non telefono, preferisco scrivere per varie ragioni. Comunque, io sono 50 anni che sono istruttore, mi immergo con le bombole, ma non è semplicemente avere i brevettini nel portafoglio, ma costruirsi un'esperienza negli ambienti acquatici un po' del mondo. E prima facevo l'apnea. Quindi il mondo sommerso chiaramente è meraviglioso e va rispettato e naturalmente protetto anche da biologo quale io sono. Ti volevo fare, perché si sentono tante cose sempre scritte, fare una veloce disamina sulle tipologie di quello che puoi mettere nelle bombole, ecco. Vai. Vado, allora, velocemente. Allora, noi partiamo, intanto c'è l'ossigeno. Posso fare un circuito chiuso al 100% solo di ossigeno. Per capirci, era quello che i nostri militari adoperavano, i famosi uomini rana sui maiali. Avevamo il nostro eroe Teseo Tesei, che era l'Elbano, che ha costruito questo. Questo però è ossigeno puro, a circuito chiuso, ed è tossico perché l'ossigeno ci fa vivere, ma respirato in certe percentuali diventa tossico, e lo posso adoperare mediamente, non la sto a tenere lunga, mediamente dai 6 ai 9 metri di profondità. Poi ho l'aria. Prendo l'aria che respiro, il 21% di ossigeno mediamente arrotondo e un 79% di azoto, e lo metto nelle bombole e posso immergermi. Ho fatto anche del corallo in Toscana, quindi si andava oltre i 100 metri, ma oggi chiaramente per un fatto di sicurezza non si adopera più. Se vado a certe profondità adopero delle miscele. Cosa sono le miscele? Sono un insieme che io costruisco col compressore, in cui che cosa faccio? Cerco di variare la percentuale di ossigeno e abbasso anche l'azoto, perché è quello che mi crea dei problemi in decompressione. Il nitrox che sentivo parlare. Il nitrox ha delle miscele che possono andare dal 32 al 36% di ossigeno. Quindi cosa faccio? Faccio una miscela in cui l'ossigeno che era al 21% lo porto al 32 o al 36%, il resto lascio l'azoto. Così io cosa faccio? Abbasso i tempi di decompressione e evito un attimo la malattia da decompressione, la sposto. Però anche qui ho dei precisi limiti. Massimo io posso andare a rotondo, non la voglio tenere lunga, sì, a 36 metri di profondità per più tempo, però a 36 questi ragazzi purtroppo, se volevano andare in grotta a 50 non avrebbero mai usato nitrox, almeno che non gliel'abbiano passato delle bombole fasulle. Poi abbiamo il trimix. Il trimix è una vecchia miscela in cui io cosa faccio? Adopero ossigeno, azoto e sostituisco parte di azoto con elio, che è un gas più leggero. Questo mi permette, molto in sintesi perché il discorso sarebbe lungo, di fare l'immersione tranquillamente oltre i 60, 70, 120, 130 metri anche, facendo le giuste miscele e adoperando una bombola per la discesa ai 30 metri, poi dopo faccio cambio e adopero la profondità. Questo è.
Quindi che cosa faccio? Ho un normossico che è un 25%, un 21% di ossigeno, vado a parole, e metto da un 35 a un 45% di elio. Se no vado un ipossico che abbasso ancora l'ossigeno da un 16 a 20 e aumento l'elio. Questo mi permette di cosa? Di fare questo tipo. Poi l'ultimo, e finisco, di adoperare il rebreather, che molti adoperano adesso. È un circuito chiuso o semichiuso in cui io riciclo un po' quello che respiro. Mi ricollego ai primi ossigeno che avevo degli uomini rana. Questo mi permette di andare oltre anche ai 200 metri di profondità, programmando per esperti. Ma questo non è solo avere il brevettino in tasca, purtroppo. Devi costruirtelo poco per volta in esperienza. Per quello che so, e chiudo, il vero rischio di andare in grotte è quando si è in troppi. Io le grotte e i relitti le ho fatte, le conosco bene. Se non fai un filo d'Arianna all'inizio della grotta e stai attento a pinneggiare, che non sollevi e crei quindi visibilità zero, credi del panico, basta solo che uno abbia i problemi e blocca tutta la fila. E questo forse è la cosa più probabile. Come dicevo, mi inchino, perché gli errori nella morte possono esserci e capiremo di più e meglio. Grazie. Mi hai ascoltato, Tonino? Sì, grazie a te Maurizio, grazie. Altre due telefonate, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ah, buongiorno, ti faccio ascoltare una cosa. Dimmi. È l'olio della miscela, è arrivata avanti. L'ho sentito ieri sera che questo è per Marco di Mantova. Dai, dimmi. Ma che bello, la miscela della Vespa, fantastica, meravigliosa. Allora, complimenti al precedente ascoltatore che ha dimostrato una grande competenza. Io non sono un sub, non ci ho capito niente, però lui ha parlato a chi già sa, magari meno di lui. Allora, io vi faccio semplicemente un appunto a tutti quei giornalisti, giornalai e giornaloni, che continuano a ripetere, questo è il mio punto di vista, che l'Europa ha sbagliato strategia con la Russia, con la Cina, con gli Stati Uniti, eccetera. Ma io non sono proprio convinto che chi governa l'Europa da 20 anni o 25 anni abbia sbagliato strategia. Io sono convinto che invece sia proprio uno stratagemma per fare l'Europa, per obbligare gli Stati, riducendoli in miseria, ad unirsi e fare gli Stati Uniti d'Europa. Del resto lo stesso Spinelli diceva che l'Europa unita sarebbe sorta dalle crisi, quindi crisi del 2009, crisi provocata dal Covid, crisi della guerra della Russia in Ucraina, crisi israelo-palestinese, crisi iraniana. Praticamente l'Europa non fa niente e ci costringe in questo modo. E anche il discorso della Cina. Noi siamo governati da un sostanziale centro-sinistra, perché non mi dirai che Forza Italia, con le menate che ha, è un partito di destra o di centrodestra. Secondo me è un partito centrista, come il Partito Popolare Europeo lo è. Quindi cosa vuol dire? Attenzione. Cosa diceva Stalin? Il popolo non è d'accordo, e poi chiudo, cambiamo il popolo. E infatti ci stanno riempiendo di milioni di immigrati che con l'Europa non c'entrano assolutamente niente, soprattutto quelli che vengono dai paesi islamici. Okay? Allora, l'Europa rade al suolo tutto, la Cina arriva, si compra per 4 soldi ciò che rimane dell'industria europea, ad esempio anche Stellantis e Maserati, tanto per dirne un paio. Gli stati sono praticamente, come dice Sami Varin, con le pezze al culo, non possono fare niente. La Cina praticamente si compra l'Europa, il popolo non è quello di 30-40 anni fa, ma è pieno di immigrati, ai quali dai il Corano e sono tutti contenti e fanno quello che vuoi tu, e l'Europa occidentale non esiste più. Ecco fatta l'Unione Europea. Ciao, grazie. Ciao Antonino. Grazie a te, sarà Europistan, andiamo benissimo. Pronto, chi è là? Altra telefonata. Sono il Walter, Antonino, ciao. Oi, ciao.
i morti ritornano. Allora, la prima cosa è una cosa abbastanza, diciamo, goliardica. Nelle aule dei tribunali c'è scritto la legge uguale per tutti e noi ogni giorno capiamo che è la verità, giusto? Io metterei nella sala del Parlamento europeo una scritta: l'unione fa la forza, cioè che equivale alla legge uguale per tutti dei tribunali italiani. L'Unione Europea fa la forza, fantastico. L'altra cosa che mi sarebbe piaciuto dire al parlamentare che prima ha parlato di energia è che i costi delle bollette energetiche, luce e gas, relativi alla materia prima, non sono così insostenibili. L'insostenibilità arriva da tutti i balzelli, tassettine, tassettone, contributini, contributoni, e mi domando perché un governo che si lamenta di questo caro energia non faccia il disaccoppiamento. Noi paghiamo l'energia prodotta, l'energia rinnovabile, in funzione del costo del gas. Ma allora, chiacchiere, facciamo il disaccoppiamento. Ci vogliono 2 settimane per farlo in Parlamento, sono tutti d'accordo, il PD dice che bisogna farlo, noi di destra facciamo. E poi le tasse che paghiamo per sostenere le energie rinnovabili, scusate, ma io pago per sostenere l'energia rinnovabile e la stessa la pago in funzione del prezzo del gas. Quindi aumenta il gas, i contributi che do aumentano. È una cosa assurda che un bambino dell'asilo o un economista di prima elementare direbbe: ma perché stiamo facendo così? Cioè il costo dell'energia in sé non è insostenibile, questo è il mio discorso. Ciao Antonino. Sono d'accordo. Sono d'accordo e purtroppo aggiungerei, nelle bollette che noi paghiamo è molto più il peso delle tasse che quello di ciò che abbiamo consumato, più gli oneri di sistema, cioè pagare la bolletta per chi non la paga. Pronto, chi è là? Pronto? Sì, pronto. Sì. Ciao, sono Pier, buongiorno. Ciao Pier, grande, ben trovato. È una rientrata di amici. Dunque, sono qui con un giornale a Riccione che dice: Rimini, ritrovata la bandiera blu, premiato il maxi investimento per salvare il nostro mare. Allora, la bandiera blu, io tanti anni che lavoro su queste cose, non ha nessun valore per un turista. Vi spiego perché. Perché intanto viene pubblicato sui giornali locali e serve alle amministrazioni per dire: guarda quanto sono bravo, rivotami alle prossime elezioni, più o meno, no? Al di là del valore stesso degli indicatori. E il secondo è che quello che viene, non so, da Torino per venire qua, da Roma, da Napoli, non gliene può fregare meno, sceglie una località turistica in base a tutta una serie di altre valutazioni che non dipendono da quello. Quindi io tenderei a confidare che quando si parla di queste cose, di questi premi alla carriera, come si può dire, si faccia molta attenzione e la modalità per scegliere la località turistica invece si baserà su altri criteri di cui si potrebbe parlare a lungo. Quindi io ho telefonato semplicemente per dire: non credo alla bandiera blu. Legittima posizione, ci mancherebbe. Legittima posizione, caro Pier. Le 9:29 minuti, vediamo se abbiamo proprio il tempo di pigliare un'ultima telefonata oppure un'ultima zappa. Vediamo un po'. Battista da Genova: il deputato della Lega ha espresso la volontà di riprendere l'importazione di gas russo per non mettere l'Italia in ginocchio. Parole sante, purtroppo le parole non bastano, se al momento del voto si vota per l'invio di armi, evidenziando la propria debolezza. Sempre col solito motivo. Ma sai, Battista, questa settimana il senatore Borghi ci ha detto che basterebbe aprire un po' di più il rubinetto del gasdotto che viene dalla Libia e noi non avremmo più tanti discorsi da fare. Pronto, chi è là? Ultima telefonata. Sì, buongiorno, sono Gino. Ciao Gino. Hai tempo? Sì, vai Gino. Ecco, nulla. In questi ultimi tempi sono un po', io direi deluso, soprattutto dalle reti Mediaset che si sono spostate a sinistra,
Ora capisco che Mediaset in Europa, tutto quello che vuole collocare le sue reti televisive, d'accordo, però rimango sbalordito. Ecco, penso al Berlusconi e vedo i figli, sono tutto il contrario. Non puoi più vedere una trasmissione di Del Debbio perché sono più presenta tutti i personaggi di sinistra. Io non li sopporto, spengo, cambio canale. Ecco, tutto qui, grazie. Grazie a te, ma davvero è necessario guardare la televisione la sera? C'è la radio, ci sono i libri, ce n'è tanta roba per istruirsi, erudirsi, trovare qualcosa di interessante anziché stare a guardare la televisione. Dai, su. Va bene, abbiamo finito. Adesso liberamente con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, poi parlando liberamente, Autodafè con Giulio Cainarca. E poi alle 11 torna il sottoscritto, c'è Anna Cisint che ci presenta le proposte della Lega in tema di immigrazione. A tra poco, grazie a tutti. Avete ascoltato la